Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parlerò prima di tutto di questo bellissimo libro, L'albero delle vita di Israel Regardie, edito da Venezia Edizioni. Questo libro è un libro che costa 24 euro, 23,50, ha praticamente 360 pagine e dà una piccola infarinatura sul percorso cabalistico in modo semplice. È un libro che il vostro marietto ve lo consiglia. Poi adesso metto anche a video un'immagine per restare carichi a livello energetico. Dove lo si trova? Lo si trova nel sito del capitano, questo circuito, e lo si trova anche nei vari gruppi di Ildegare Marietto Veneziano su Facebook, sui social Facebook. Quindi questo video serve per questo circuito serve per ricaricare a livello energetico il corpo aurico eterico delle persone. È importantissimo soprattutto per questi periodi particolari di tensione. In più voglio ricordarvi anche che il vostro marietto dal 2015 ha messo quest'altro circuito per la protezione del suolo italiano, quindi stampatelo e mettetelo sopra un armadio, sotto un letto, insomma attivatelo in modo che possa difendere il suolo italiano. Per quelli invece che vogliono un pochettino qualcosa di più corposo, qualcosa di più importante, vi ricordo che c'è la possibilità di acquistare il ciondolo magico con 8 protezioni e anche il sigillo 6 di Marte. Per quelle persone invece che per via di attività o case o quant'altro, allora il vostro marietto consiglia il sigillo che metto a video di di Mosè. Perché Mosè? Perché Mosè, oltre che essere un magus, oltre che essere un profeta, e vi ricordo che ai tempi di Mosè i profeti che sbagliavano gli tagliavano la testa, quindi oltre che avere queste qualità importantissime, vi ricordo anche che era un generale, e visto che dal 2020 al 2029 noi attraverseremo un periodo importante, un periodo di guerra in cui anche l'Italia, che lo vuole o no, saremo messi fra il cudine e il martello, visto che, come ho già spiegato in altre pillole, gli unici che da questa guerra ne trarranno profitto sono gli Stati Uniti, per il semplice fatto che loro vogliono imporre all'Italia e alla Germania di non prendere praticamente a costo zero quasi il gas russo, e quindi a noi non ci conviene per nulla fare una guerra o entrare in guerra o come si dice, istigare la Russia, ma come popolo italiano ci conviene praticamente starne fuori. Purtroppo non possiamo fare questa scelta, e quindi vediamo sul palcoscenico delle TV di Stato, delle TV, le solite narrative in cui sembra quasi che dobbiamo entrare in guerra da un giorno all'altro. Vi ricordo che se praticamente la Russia dovesse staccare il gas, no, al di là delle favole che dovremmo prendere il gas dall'Algeria, che arriva liquido dal Giappone o dagli Stati Uniti, già abbiamo perso con l'entrata dell'euro il 25% del comparto industriale, già abbiamo perso tantissimo, abbiamo perso più di 1 milione di posti di lavoro con l'entrata in scena del Covid, no? E abbiamo visto, e chi non ha ancora visto vedrà, l'aumento a benzina, l'aumento del gas, l'aumento dell'elettricità, quindi stiamo regredendo. Quindi per quelle persone appunto che hanno della materialità, e visto che arriveranno anche i russi, visto che siamo tra il culo e il martello e gli Stati Uniti non ci permetteranno di star fuori da questa guerra, no? E questo detto consiglia il sigillo di Marte, anche perché, come spiegato in altre pillole, fra un po' entrerà in scena anche la Cina entro il 2027, che vorrà conquistare Taiwan. Quindi ci sarà una situazione veramente difficile, ma il nostro nemico particolare, il nostro praticamente Stato che ci darà il campanello, ok, praticamente stiamo sull'orlo del baratro, è il Pakistan. Quando vedrete che il Pakistan entra in guerra, a questo punto qua si salvi chi può.
Il consiglio del vostro Marietto è andare nel sito del capitano, scaricare gratuitamente tutti i circuiti di ebook, che ne hanno già scaricati più di 175.000, e quindi diciamo questi ebook hanno le istruzioni, sono gratuiti, poi ve lo ripeto, per chi vuole il sigillo 6 o il ciondolo magico con 8 protezioni, questa è la base. E poi chiaramente per chi ha materialità, ditte, attività, studi medici e quant'altro, il sigillo di Mosè, quello che guarda anche le cose materiali, tipo la casa. Il sigillo viene consacrato alle persone, non agli oggetti, perché se voi quella casa la vendete o ne comprate un'altra, questo sigillo protegge la casa che voi comprate. Bene, cari amici, mi raccomando, seguite sempre il Legame Marietto Veneziano, e se volete un consulto il numero è sopra. Grazie e alla prossima, ciao!